Eccoci insieme questa mattina, come promesso, per parlare anche di dissesto idrogeologico, come prevenire le situazioni che purtroppo si sono riproposte più volte nel nord-est e in Veneto in particolare. È con me il presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Gian Pietro Napol. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Ci ritroviamo ogni tanto per fare un po' il punto della situazione e per cercare di capire come prevenire situazioni pesanti. Tra l'altro questo è un anno un po' particolare perché ricorre un anniversario importante. Esatto, diciamo che quest'anno purtroppo ricorrono i 50 anni dell'alluvione del 1966, nonché i 65 anni dell'alluvione del Polesine del 51. Per questa occasione, per questa ricorrenza, la Federazione degli Ordini di Ingegneri del Veneto, assieme all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo, ha organizzato un evento per il 27 maggio prossimo venturo che si terrà presso la sede del consorzio, del museo, anzi di bonifica di Ca Vendramin nel comune di Taglio di Po. Bellissima sede, tra l'altro, anche da visitare. Esatto, bellissima sede anche da visitare. Diciamo che in quell'occasione là metteremo assieme tutta una serie di specialisti del settore, diciamo, che provengono sia dalle nostre università ma anche esperti di livello nazionale, che tratteranno proprio il problema delle alluvioni in modo particolare, insomma, e della fragilità, diciamo, di quella parte di territorio. Infatti purtroppo il Veneto, prendendo i dati pubblicati proprio di recente dal rapporto ISPRA, che è stato illustrato, diciamo, il 2 marzo scorso, possiamo constatare che su 18.500 km², che è la superficie, diciamo, della nostra regione, ben il 10%, diciamo, è a rischio medio-alto di alluvione. Però, quindi è un dato anche piuttosto significativo, diciamo. È un dato molto significativo, nel senso che tutta la parte bassa, diciamo, della nostra regione, il delta del Po, il Polesine, quelle zone là, insomma, sono ad alto rischio di alluvione. Quindi gli ingegneri mettono a disposizione, diciamo, come sempre, mi passi questo termine, la loro esperienza, le loro conoscenze per far sì che ci possa essere una mitigazione del rischio, perché annullare il rischio purtroppo non è possibile. Devo dire che, ha detto come sempre, appunto, gli ingegneri si mettono a disposizione. Abbiamo visto tante iniziative anche in occasione dell'ultima alluvione, quella del 2011, sostanzialmente qui in Veneto, e devo dire che alcune cose sono state fatte da parte della Regione, però come sempre abbiamo detto i fondi per rimettere in sicurezza la nostra regione non ci sono e probabilmente non ci saranno, e quindi le parole spesso vengono e i consigli non trovano sponda anche per questo motivo, diciamo. Sì, stiamo attraversando un momento economico in cui le risorse sono sempre piuttosto ridotte, insomma. Ciò nonostante dobbiamo dare atto alla Regione che alcune cose si stanno facendo, alcuni bacini di laminazione si stanno realizzando, soprattutto, diciamo, nella zona del Veronese sono piuttosto avanti, ma interventi sono previsti anche nel Trevigiano, diciamo lungo il corso d'acqua del Muson, per dire, a nord di Castelfranco Veneto, nei comuni di Riese Piodecimo e Fonte. Altro bacino di laminazione sarebbe previsto in prospettiva, insomma, lungo il corso d'acqua dell'Ivenza, all'intersezione col Meduna, in località Prati Gai, nei pressi di Motta di Livenza, Porto Buffolè, insomma, ecco quella zona là. Per quanto riguarda le risorse, io da quel che so, insomma, la nostra Regione ha riservato nei fondi strutturali 2014-2020 una cifra che si aggira sui 35 milioni per questo tipo di intervento, insomma. Non sono tanti, non sono pochi. Se poi guardiamo il nazionale, avremo una promessa del Presidente del Consiglio che parla di 9 miliardi in 7 anni per mettere in sicurezza, come si suol dire, il territorio.
di cui 800 milioni dovrebbero essere stanziati nel 2016, cioè nel corso di quest'anno. Per l'Italia però, non per per l'Italia, perché altrimenti noi saremmo a posto. Per l'Italia intera. Già no, ha sempre parlato di 1 miliardo di euro per mettere in sicurezza la regione. Purtroppo anche, magari, diciamo. anche questi non sono tanti, ma come potrebbe essere un buon inizio, insomma, ecco, diciamo. Speriamo, le promesse del Presidente speriamo vengano mantenute, tra qualche giorno sarà qui in Veneto per il Vinitaly, ecco. casomai glielo ricorderemo, faremo modo di ricordargli che anche i vigneti, diciamo così, che tanto sono apprezzati, tra l'altro so anche da lei che abita a Vittorio Veneto, quindi terra di buon vino, hanno bisogno di un territorio assolutamente sano. Diciamo che quello che voi state facendo è anche un lavoro abbastanza capillare, sfruttando proprio la presenza di moltissimi ingegneri sul territorio veneto, ed è in corso una sorta di censimento anche dello stato di pericolosità dei fiumi e dei corsi d'acqua. Lei dice bene, nel senso che io sono qua e rappresento la bellezza di 15.000 ingegneri del Veneto che sono iscritti ai nostri ordini, e abbiamo in corso appunto una sorta di censimento delle criticità dei corsi d'acqua cosiddetti minori, cioè non dei corsi d'acqua più noti tipo Piave, Brenta, Bacchiglione, Adige, dei corsi d'acqua magari che sono degli affluenti di questi a loro volta, insomma, ecco. E quindi sfruttando la conoscenza del territorio di questi nostri iscritti, noi manderemo a loro una scheda informativa da compilare nella speranza che ce la restituiscano, e dopo questi dati che vengono raccolti andranno a implementare quella che è la banca dati regionale per quanto riguarda, diciamo, il sistema idrografico della nostra regione. Quindi segnalando una mappatura, bravissima, segnalando quelle che sono proprio le criticità anche puntuali lungo questi corsi d'acqua. Anche perché devo dire che anche noi che lavoriamo sul territorio tutti i giorni, quando abbiamo avuto a che fare con le alluvioni o comunque con i pericoli alluvioni che si sono manifestati nel corso degli ultimi anni, abbiamo dovuto fare confidenza con nomi di fiumiciattoli che invece hanno creato danni veramente immensi. Pensiamo... Sì, io posso citarle il Lierza, che probabilmente a tanti non dice niente, che però è stato causa di 4 morti, se ricordo bene, in quel di Refrontolo, in località Molineto della Croda, che poi è una delle zone vicine a dove abito io, insomma. Perché purtroppo adesso ci sono anche questi eventi eccezionali, queste famose bombe d'acqua, per cui possiamo avere delle piene di questi corsi d'acqua improvvise che prendono appunto la sprovvista anche coloro che operano nei pressi, insomma, ecco. Ma ci sono strumenti che si possono mettere in atto anche in assenza, diciamo così, di grandissimi stanziamenti economici e che voi consigliereste? Alcuni esempi si stanno già facendo, nel senso che sono stati messi a punto dei sistemi di monitoraggio, diciamo, dei bacini di influenza anche di questi corsi d'acqua, no? Quindi quelle che sono poi le previsioni meteo, il monitoraggio di quanta pioggia sta cadendo, eccetera, eccetera, in modo tale da riuscire a dare anche, se del caso, insomma, l'allarme in tempo utile. Questo si sta già facendo, ci sono delle società che si stanno occupando di ingegneria, per l'appunto, che si stanno occupando anche di questi aspetti qua. Anche perché devo dire che quanto a ingegneri la nostra regione può parlare con voce in capitolo un po' in tutto il mondo, perché si sa che i nostri ingegneri sono richiestissimi per il tipo di preparazione che hanno, per cui credo che proprio da loro ci si aspetti anche qualche soluzione che possa essere strutturale sostanzialmente. Sì, è vero, nel senso che i nostri ingegneri sono apprezzati in tutto il mondo e hanno una preparazione, insomma, molto elevata, diciamo così. È pur vero che i nostri ingegneri sono costretti anche ad andare all'estero
perché purtroppo il nostro paese non offre loro tante possibilità di impiego, o se non delle possibilità di impiego, insomma, in base alle aspettative anche che uno ha. Questa è un po' una notizia che ci dà, nel senso che noi abbiamo sempre saputo che quando si esce dalla facoltà c'è la coda fuori, diciamo, di persone... No, la nostra è ancora una categoria che ha buoni sbocchi, possibilità di sbocchi occupazionali, però insomma ci sono anche tanti ingegneri giovani che hanno difficoltà a trovare inserimento nel mondo del lavoro, insomma, e poi vengono anche oltretutto sottopagati, devo dire, ecco, almeno all'inizio, insomma. Questo è un problema che riguarda ormai qualsiasi tipo di professione. E noi abbiamo una piccola pausa adesso, ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, ma poi torniamo insieme con altre iniziative appunto che sta mettendo in campo la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, in particolare in tema di dissesto idrogeologico. Tra pochissimo. Eccoci qui per parlare questa mattina del dissesto idrogeologico, che è un po' un dato di fatto nel nostro territorio. Abbiamo già detto che alcuni interventi sono stati messi in campo, ma rimane un territorio fragile, ce l'ha confermato proprio il Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, citando dei dati che un po' impressionano, perché il 10% del territorio, tra l'altro credo che si concentri in particolare in alcune aree che vengono più di altre colpite, è di fatto una percentuale che fa un po' paura, anche perché i cittadini sono quasi rassegnati al fatto che alla fine i danni se li devono anche pagare e quindi oltre il danno la beffa, come si suol dire. Quindi un intervento è necessario e spesso le voci che si alzano si ha come l'impressione che cadano un po' nel vuoto. Voi volete provare a romperlo un po' questo silenzio? Sì, nel senso che appunto, diciamo, in occasione dell'anniversario appunto dell'alluvione del 66 intendiamo mettere in atto tutta una serie di iniziative che vogliono portare l'attenzione di coloro che sono preposti chiaramente al controllo e alla tutela del territorio, ma anche dell'opinione pubblica. Quelle che sono appunto dal nostro punto di vista le criticità del nostro territorio, del territorio della nostra regione, insomma, ecco. Quindi c'è questo discorso del censimento del rischio idraulico dei corsi d'acqua minori, ma nel contempo c'è anche il problema delle frane e degli smottamenti in montagna, insomma, ecco, per cui, e anche dei colli. E anche dei colli e delle colline, appunto. Per cui nel corso dell'anno, oltre all'iniziativa di Rovigo del 27 maggio prossimo venturo, ci sarà verso metà, fine settembre, una iniziativa invece promossa sempre dalla nostra federazione di concerto con l'Ordine di Belluno, che riguarderà in modo un po' più particolare il problema delle criticità di montagna, quindi legate un po' alle frane, agli smottamenti e a eventi, diciamo, di questa natura. Per dire, in Italia appunto il rapporto ISPRA ha censito la bellezza di 530.000 frane o smottamenti su tutto il territorio nazionale, però diciamo che anche il Veneto fa la sua buona parte, nel senso che noi abbiamo circa 100-105 km quadrati di territorio che sono ad alto rischio frana o smottamento, per cui anche noi abbiamo la nostra buona parte. Dopo, se mi è consentito, vorrei pubblicizzare anche un'iniziativa che sempre la Federazione sta portando avanti assieme all'Ordine di Verona, e quindi vede che noi abbiamo delle iniziative itineranti un po' su tutto il territorio veneto. È importante farsi sentire dappertutto. Che riguarda invece aspetti di natura formativa, specialistica, per quanto riguarda i giovani ingegneri che si occupano di geotecnica, cioè di quella scienza praticamente che studia il comportamento, le caratteristiche dei terreni. Ecco, questo evento
si terrà il 20 e il 21 maggio prossimo venturo a Verona. Per concludere poi, in occasione proprio dell'anniversario, quindi lì verso il 4 di novembre, ci sarà una grossa manifestazione di livello nazionale in cui coinvolgeremo anche i nostri rappresentanti nazionali del Consiglio Nazionale Ingegneri a Venezia, invece, anche sempre su questo argomento, diciamo, della salvaguardia e tutela del territorio. Diciamo che il Veneto è bello tutto, lo diciamo sempre, ma ha, come ha rilevato anche lei, problemi diversi per aree geografiche che hanno terreni, e come giustamente lei rilevava, diversi, e morfologie diverse e problemi che da soli, insomma, varrebbero studi importanti. Venezia su tutti, sappiamo benissimo. Con i problemi collegati alle acque alte e al tentativo di salvaguardare la città. Lei per esempio questo Mose come lo vede? Perché insomma siamo qui ad aspettare che finisca, però l'inchiesta l'ha un po' rallentato, sono rinati i detrattori della struttura, poi non si sa quanto costerà mantenerla. Il Mose doveva essere completato entro quest'anno. Rischia di diventare vecchio. Hanno detto che slitterà l'anno prossimo. Comunque è una grandissima opera di ingegneria. Personalmente io sono dell'avviso che serva. Ho qualche perplessità anch'io come lei per quanto riguarda i costi di manutenzione, ecco, perché mi dicevano che una delle cause forse più importanti, che sembra una sciocchezza, sono le conchiglie che vanno ad attaccarsi praticamente alle paratoie e che quindi potrebbero comprometterne il funzionamento. Allora non si sa quante volte bisognerà fare la pulizia e la manutenzione delle paratoie per garantire il loro funzionamento. Sì, bisogna vedere come evolve la situazione, perché per esempio quando c'è stato il terremoto in Giappone, io sono rimasta molto impressionata del fatto che avevano costruito una specie di diga, una muraglia che difendeva un tratto di costa del Giappone e che dicevano ma questa cosa non servirà mai e poi mai e poi mai. Poi quando c'è stato lo tsunami è servita e ha salvato un bel po' di vite. Sì. Quindi diciamo che siamo di fronte a tali cambiamenti anche dal punto di vista climatico, l'allarme viene lanciato in continuazione che forse è meglio mettere in campo qualcosa di più. Sì, sì, beh, insomma, piuttosto che qualcosa di meno, l'ha detto lei, cioè le mutazioni climatiche purtroppo fanno sì che ci sia questo aumento purtroppo costante, lieve ma costante della temperatura, che a sua volta provocano l'innalzamento del livello delle acque e di conseguenza insomma anche poi terre, diciamo, che fino a poco tempo fa erano emerse vanno a finire sott'acqua, problemi di acqua alta a Venezia, faccio per dire. Quindi sinceramente io spero che questa grande opera, che è costata diversi miliardi, insomma, serva proprio per salvare questo grande patrimonio che abbiamo noi e che è la città di Venezia. Assolutamente, poi credo che anche durante queste vostre manifestazioni metterete in campo diverse competenze, no? Che hanno a che fare con l'ambiente, la tutela dei territori. Io personalmente sono molto sensibile a quello che diceva della montagna e delle colline, perché quando vado a fare le passeggiate vedo le condizioni dei boschi, che è anche difficile da mappare come situazione di pericolo idrogeologico, perché sono molto estesi e non so se esista una vera mappatura di tutte le frane che ci sono nelle montagne e nelle colline, ma poi si porta dietro tutto un cambiamento anche della fauna, cioè devo dire che il nostro territorio sta cambiando sotto i nostri occhi, questo è un po' il dato di fatto. Infatti, ma una delle cause del dissesto idrogeologico è anche purtroppo l'abbandono, diciamo, delle zone di alta collina, se non di montagna, proprio da parte delle popolazioni, e le popolazioni erano quelle che tenevano curato il territorio, tenevano curato il sottobosco, eccetera, sì, per cui adesso in occasione di eventi eccezionali che purtroppo si verificano sempre più spesso, questo comincia a pesare, pesa poi per quanto riguarda il discorso delle piene, dei corsi d'acqua minori, come dicevo, eccetera, e può provocare oltre danni anche perdite di vite umane, insomma.
Poi come ingegneri avete dei modelli di previsione di quello che può succedere nel Veneto nei prossimi 10-20 anni? Beh, non noi direttamente, diciamo che questi aspetti vengono studiati dagli enti preposti, diciamo che possono essere l'Enea per dire nel sito 1, ma potrebbe essere anche l'Università di Padova per quanto riguarda i modelli diciamo, del territorio che potrebbe essere soggetto a finire sott'acqua, mi passi questo termine, insomma, ecco, non solo esondato, ma magari anche in prospettiva proprio finire sott'acqua per l'innalzamento proprio del livello del Una volta mare. ho intervistato un dottore di ricerca, sostanzialmente ingegnere, che adesso è un giovane, tra l'altro, lavora in Inghilterra ed è molto conteso dalle società che si occupano di assicurazioni, perché ha creato un logaritmo che appunto stabilisce i danni che provocano le alluvioni sui territori colpiti, basandosi proprio sui modelli a cui faceva lei riferimento, per cui devo dire che anche le professioni ingegneristiche stanno cambiando molto e hanno molto a che fare anche con questo aspetto della previsione e del danno, di questo tipo di danni. Sì, ma anche la nostra formazione diciamo che va di pari passo con l'evoluzione della scienza e della tecnica. Anzi, oserei dire, non per ambizione, ma insomma noi saremmo proprio gli artefici o quantomeno coloro che contribuiscono a far sì che ci sia sempre uno sviluppo proprio di conoscenze in questi campi. Voi adesso avete messo in piedi una serie di iniziative, per lei continua a dire saremo, vi sentite ascoltati o no? Non tanto a quanto pare. Vorremmo essere più ascoltati, ecco. Adesso noi cerchiamo anche di fare un po' massa critica, tra virgolette, perché anche a livello regionale, insomma, questa sarebbe anche una mia aspettativa, di mettere assieme un po' quelle che sono tutte le professioni tecniche in modo tale da riuscire a portare innanzitutto delle proposte, dei contributi, diciamo, al nostro ente di riferimento. È un po' uno spirito da protezione civile, che è un pochino la regione, insomma, tecnica, ecco. Diciamo così. E dopo sempre queste professioni tecniche, tra cui la nostra, insomma, hanno anche formato, diciamo, un gruppo di colleghi. Per dire, noi adesso termineremo il primo corso a cui hanno partecipato 46 nostri colleghi, ma ne faremo un altro, diciamo, in autunno, per cui metteremo a disposizione della protezione civile regionale la bellezza di circa un centinaio di colleghi formati e pronti ad intervenire in caso di emergenza. Per onestà di cronaca devo dire che altrettanto stanno facendo gli architetti e i geometri. Infatti è un po' questo che intendevo dire. Effettivamente nelle strutture che ci sono il Veneto ha quest'anima bella di volontariato che insomma cerchiamo di mantenere, anche se non è sempre così facile, non è così scontato che si rinnovi. Però anche al volontariato serve tecnica sostanzialmente, serve sapere bene come muoversi soprattutto in questo tipo di emergenze. Questo è un po' lo spirito di quello che state facendo voi assieme agli architetti. Certo, questo è lo spirito, nel senso che questi corsi servono un attimo per illustrare l'organizzazione diciamo della protezione civile di tipo piramidale a partire dal Dipartimento nazionale, quello regionale e quant'altro, e poi anche come uno deve comportarsi quando va sul campo. Noi abbiamo già acquisito una prima esperienza in occasione della tromba d'aria della Riviera del Brenta, laddove una sessantina di ingegneri assieme a più o meno altrettanti architetti e altrettanti geometri sono andati in soccorso, diciamo, delle popolazioni in un periodo oltretutto particolarmente critico, perché faceva molto caldo, perché eravamo verso fine luglio e i primi di agosto,
e è stato, diciamo, molto apprezzato da parte sia delle autorità ma anche da parte della popolazione locale. Insomma, noi abbiamo aiutato praticamente coloro che erano stati colpiti da questa tromba d'aria a fare la stima praticamente del danno e a stabilire se le loro abitazioni erano ancora agibili o meno. Quando sarà pronto il vostro censimento sui corsi minori e sul loro rischio? Io auspico che sia pronto per l'autunno, quindi in occasione della manifestazione di Venezia io vorrei portarlo a conoscenza dell'opinione pubblica e anche di coloro che sono appunto preposti alla tutela del territorio. Ecco, quando si è inconsapevoli, diciamo così, si può anche non fare niente, ma quando invece si ha coscienza di un rischio come quello che sarà quando voi presenterete questo rapporto, un intervento diventa necessario. Secondo lei bisognerebbe arrivare a fare un po' quello che è successo nella Valle dei Templi con le opere abusive, nel senso dove c'è un reale rischio e dove ci sono abitazioni? Come bisogna intervenire? Come si dovrebbe intervenire? Guardi, perché siamo in una regione che da questo punto di vista ha visto di tutto, è cresciuto come sono cresciuti come funghi le case. Sempre una concausa, diciamo, oltre a quello che dicevo prima, nel senso dell'abbandono da parte delle popolazioni delle zone montane e altocollinari. La concausa è anche questa forte urbanizzazione che è intervenuta nel nostro paese dagli anni 50 in avanti, nel senso che diciamo, siamo passati dal 2,7 mi pare di ricordare, insomma, di superficie artificiale a 7% della superficie, ma parliamo di tutta la superficie nazionale con delle punte elevatissime. Secondo me in Veneto siamo ben oltre. E per cui anche questo chiaramente ha la sua influenza, insomma, nelle manifestazioni, negli eccessi, diciamo, meteorologici. Quindi lei non è del partito di Sgarbi, quello del abbattere tutto quello che diciamo non vorrei essere frainteso, non ho finito appunto il ragionamento per dire che purtroppo si è costruito anche in zone laddove non si doveva costruire. Adesso però finalmente le direzioni di bacino dei corsi d'acqua avrebbero dovuto, anzi hanno dovuto fare i piani di assetto idrogeologico laddove hanno individuato appunto le aree che sono a rischio idraulico o a rischio esondazione, eccetera eccetera, e spero vivamente che là sia vietato assolutamente costruire. Se poi si riesce a dare anche degli incentivi perché determinate strutture, magari obsolete, eccetera, eccetera, vengano abbandonate o vengano trasferite in altre aree, questo sarebbe l'ottimale. Va bene, io adesso siamo di fronte a una stagione magari in cui si parla meno di dissesto idrogeologico, ma basta solo che cominci a sciogliersi qualche neve, visto che è nevicato abbondantemente in montagna, i problemi ritornano. Abbiamo visto dopo una settimana di pioggia, appena un mese fa neanche, cosa stava per succedere con tutti i livelli dei fiumi che erano andati già fuori norma. Quindi la stagione delle alluvioni è l'autunno, ma anche la primavera, diciamo così, bisogna tenere gli occhi ben aperti. Allora, il primo appuntamento infatti è con gli ingegneri a maggio. Io vi invito ad andare a vedere anche il museo della bonifica che c'è a Cavendramin, perché veramente è un pezzo di storia delle nostre terre, soprattutto lì in quel